giunto il momento di presentare l'ospite, un mio caro amico. La sua è una presenza mensile, Corrado Callegari, ex parlamentare della Lega, adesso prima il Veneto. Sì. Ciao Corrado. Lega Nord di Lega Bossi, Nord, sì, cioè, sì, no, giusto. non con altre mistificazioni Hai ragione. che sono venute dopo. Buonasera a tutti i telespettatori. Dovevo essere più preciso. Parlamentare della Lega Nord di Umberto Bossi. Sì. Allora, innanzitutto, come stai? Beh, io sto bene, sono in perfetta forma e pronto per le prossime scadenze, anche quelle a breve di novembre. Devono ancora decidere le date, ma penso novembre. Posso approfittare della tua presenza per coinvolgerti? Tu sei un esperto navigatore di lungo corso. Io non ho la tua esperienza, io commento, leggo, valuto alla mia maniera. Adesso ti faccio vedere un contributo. Leggiamo insieme il titolo, questo articolo. Ecco, Lega Fratelli d'Italia. Veti incrociati per le regionali. Un tale De Poli ha detto in maniera perentoria subito il nome del candidato. Da sinistra verso destra c'è De Poli, poi De Carlo e Alberto Stefani. Luca De Carlo, responsabile regionale di Fratelli d'Italia, Alberto Stefani, responsabile della Lega. E quell'altro signore, quel signor De Poli, per me è un po' un intruso, perché da cosa scaturisce questa sua? Beh, allora innanzitutto... Ecco, fammi capire allora, De Poli, subito il nome del candidato. De Poli è una persona molto navigata all'interno della politica, perché ricordiamoci che De Poli viene dal Veneto, è stato assessore negli anni che furono al sociale. Purtroppo ricordo purtroppo molto bene. E dopo molto bene. A Roma ha avuto la capacità con Casini, perché lui si interfacciava con Casini e anche con gli altri ex democristiani, hanno saputo navigare a vista all'interno del cambiamento e del bipolarismo che si stava creando tra centro-sinistra e centro-destra, tanto che io ho sempre pensato, guarda che forti che sono, uno è andato col centro-sinistra, l'altro è andato col centro-destra, e quindi praticamente sono dentro a tutte le due compagini, che vinca una o che vinca l'altra, loro riescono sempre a esserci all'interno. E quando lui entra così in gamba tesa è perché... Mi ha colpito la sicurezza. Perché come si può permettere questo signor De Poli di lanciare questi messaggi? Perché lui ha visto questa situazione vergognosa che c'è in Veneto, perché parliamoci chiaro, cioè questo tira e molla sul candidato, ma anche sulla data delle elezioni, sul terzo, quarto, quinto, sesto mandato di Zaia. È un tira e molla vergognoso che si sta continuando a perpetrare all'interno del Veneto. E De Poli ha visto lo spazio per poter intervenire politicamente in gamba tesa con quella frase subito il candidato, perché l'humor che c'è in giro nel territorio, lo hanno dimostrato anche gli industriali che sono venuti fuori con tutta una serie di discorsi, lui ha preso al volo da politico navigato al momento che il centrodestra è in difficoltà, perché c'è questo tridente, Fratelli d'Italia, Lega, ma c'è anche Forza Italia in mezzo che cercano di per quanto abile tessitore possa essere l'ex sindaco di Venezia, di Verona, Flavio Tosi, non penso che Forza Italia lui non ha la Forza Italia, lui però, conoscendo la regione, ha avuto diciamo la forza di attaccare Zaia, soprattutto nella sanità, negli ultimi mesi di legislatura. Cioè, anche Tosi è uno che sa fare politica, non come De Poli, perché io ritengo che De Poli sia uno che da buon democristiano ha la capacità di inserirsi sempre
al momento giusto, al posto giusto, perché sennò come fanno questi personaggi? Ma non c'è solo lui, perché possiamo dire parliamo appunto di De Poli, ma pensa a Lupi in Lombardia, cioè sono persone che non hanno, diciamo, partiti dietro, eppure galleggiano sempre all'interno della E per politica questo romana. io mi meraviglio e ti chiedo, approfitto della tua presenza, come può un signor De Poli, che ha un seguito limitato, De Poli è intervenuto pretendere il giorno dopo questa che- sua sicurezza? Da dove deriva? Allora, da questa capacità... Subito il Sì. nome del candidato. Perché il giorno- Ma chi è sto De Poli? Ma perché il giorno precedente erano venuti fuori sui giornali gli articoli e le proteste, le lamentele, diciamo, delle categorie sul fatto che non si sa la data delle elezioni, non si sa chi sia il candidato, perché ovviamente alle categorie interessa sapere anche che programma che porta un candidato. In questo momento i candidati sono Manildo per il centro-sinistra, poi ce n'è un altro Un buon per candidato, il Sì, centro-sinistra un candidato ha puntato su un buon candidato. moderato di Treviso, Niente da dire. di Treviso tra le altre cose, quindi non di una provincia a caso. E ripeto, De Poli è un astuto e navigato politico, è intervenuto nel momento giusto in cui proprio è nata, si è letto sulla stampa, questa, diciamo, lamentela delle categorie produttive, e diciamo che il centrodestra, Fratelli d'Italia e soprattutto Fratelli d'Italia, che hanno detto no, non c'è fretta di decidere. Però io potrei dire anche una roba, cioè io sono stufo che ormai da anni le decisioni del Veneto vengono prese al di fuori del Veneto, perché Fratelli d'Italia, se Roma, Forza Italia, se Roma, Lega, se Milano. Cioè, se noi veneti ne piace, scusami se parlo in dialetto perché certe volte è per marcare un po' questa situazione, dobbiamo star qui ad aspettare che questi signori decidano. Con le indole e il carattere che ho io, aspetterei queste persone che vengono in Veneto che tirano i carciofi massi della frutta, della verdura dei mercati come si usava una volta, hai capito? Senza far del male, però, che magari sono anche delle cose un po' puzzolenti da tirargli dietro, hai capito? Perché questi qua, se ci pensi, sono da mesi che sono là e che dicono non abbiamo neanche la data delle elezioni, cioè Zaia Si sa per non fine ha novembre. ancora convocato, sono il 23, vabbè, convocale, scrivi che sono il 23, la gente riesce a organizzarsi. Altri partiti che non fanno parte di queste super coalizioni hanno la possibilità di organizzarsi, perché chi non ha le firme deve andare a raccogliere le firme, hai capito? Giusto. Per correre. E non è un comportamento corretto, cioè sembra quasi che queste persone qua non gliene frega niente di Veneti, non gliene frega niente perché lo testimonia il fatto che noi abbiamo fatto un referendum nel 2017 dove abbiamo chiesto, sono state chieste delle materie, per carità io non condividevo l'operazione che ha fatto Calderoli, comunque c'è stato un referendum rafforzativo che diceva che il Veneto voleva l'autonomia, hanno votato componenti di tutti i partiti, però a Roma questi partiti che hanno le loro rappresentanze in Veneto non hanno fatto un fico secco, perché ci troviamo oggi 16 settembre, sono passati 8 anni dal referendum, basta, non si parla più niente, non si sente più niente, non è mai il momento, questo, quell'altro, però dopo devono fare Roma capitale e in 448 in 3 minuti riescono a fare il decreto e il disegno di legge su Roma capitale. Io non capisco perché i veneti continuano ad avere questo atteggiamento passivo, hai capito? Perché questa gente qua sarebbe da prendere a calci nel sedere, hai capito? E De Poli è furbo, perché De Poli si è inserito al momento giusto, nel momento in cui... cosa rappresenta De Poli? Rappresenta l'UDC. L'UDC, 4 voti. 4 voti, Ecco, però, 4 voti, è parlamentare. Allora, no, ma io devo sfruttare la tua esperienza. Io non posso perdere questa occasione
Corrado Callegari tu sai- mi deve ma- aiutare a capire come un De Poli che ha 4 sai, voti Lupi- sia in grado di condizionare. Ma tu Perché io sai- se fossi stato De Carlo o Alberto avrei detto: senti, stai a posto tuo, pensa ai fatti tuoi. Questo No, perché mi devi dare perché da hanno- cosa deriva questa Perché sicurezza, questa loro spavalderia di De Poli? Chi è sto De Poli? De Poli, ti ripeto ancora, rappresenta l'UDC Ma all'interno l'UDC è una di forza Veneto. minimale. Vabbè, è come noi moderati, cioè esiste un'altra Ma forza perché tu non hai politica. la stessa forza? Tu non vai domani nei giornali e dire muovetevi, muovetevi. E invece De Poli se ne frega di tutto e di tutti. Ma perché lui ha i suoi addetti stampa, c'ha i canali, c'ha tutto per muovere. E non puoi averli anche tu i tuoi addetti stampa, i Sì, tuoi canali. però non ho le stesse strade con cui Purtroppo tante cose non si possono Però dire. ti dico, per esempio, Lupi, che è di noi moderati, quando ha fatto l'accordo, lo ha fatto in maniera, diciamo, subito l'ha aiutato anche da Brugnaro, roba del genere, ed è riuscito con una minuscola forza, presentandosi nel collegio, perché quando per farti eleggere tu cosa vai a fare? Vai a fare l'accordo con o il centrodestra o il centrosinistra. Ma tu, per essere eletto, devi mettere come condizione al centrodestra e al centrosinistra di essere candidato in quel tale collegio. Hai capito? Quindi è quello che è riuscito a fare De Poli, che mi pare sia stato eletto in Umbria, nel centro Italia, hai capito? Ecco, mi hai dato un altro assist, perché E Lupi la stessa cosa, Lupi con noi moderati, e quando noi moderati che ha fatto uno o due... ma è adesso non possibile vorrei- tutto questo? Sì, perché la gente va a fare... Ma allora fanno bene quelli che non vanno più a votare? Questo è un mercato delle vacche. Io su 2 elezioni, come ti ho detto, ho scelto di non votare perché non c'era nessuno Sarà perché che mi io ho i miei rappresentava. ideali e morirò con i miei ideali, ho un mio modo di comportarmi Però, coerente se- come sono. se- Queste cose non le capisco, sti allora- patteggiamenti, allora, sti favori alle sotto prossime banco, non alle esiste. prossime elezioni politiche, ti faccio un esempio, visto che De Poli si muove con il centrodestra, Salvini con la Meloni e con Tajani faranno l'accordo e anche con l'UDC, e per accontentare l'UDC daranno il collegio, quello lì a lui e magari a qualche suo adepto, nei posti dove possono sicuramente... Ma è così che è avvenuto. Cioè De Poli, per carità, cioè, io non posso dire niente sulla persona, ma è riuscito a Ma neanche io sulla persona, io parlo delle strategie, io sto condannando le strategie di una certa politica che non mi appartiene. Pensa che Lupi c'era giù a Roma quando ero io giù parlamentare nel 2008, quindi quanto è passato? Sono passati 17 anni, e lui sistematicamente, un po' di qua e un po' di là, spostandosi in qua, è sempre riuscito ad essere eletto. Pensa che è stato eletto anche Tabacci, te lo ricordi Tabacci, quello di Milano, no? Questo qua alle ultime elezioni politiche ha fatto un accordo con quell'ex 5 Stelle Di Maio. Hanno messo su un raggruppamento politico, ha fatto l'accordo con Di Maio. Ma siccome che questo qui, Tabacci, gli mangia tanti spaghetti in testa a Di Maio, quando è andato a fare l'accordo col centro-sinistra, Tabacci si è fatto mettere su un collegio vincente ed è stato l'unico ad essere eletto del movimento che aveva creato Di Maio quando ha fatto la spaccatura con i 5 Stelle, con Conte, con Grillo e quell'altro. Messo su una... No, ma è così che funziona, è così che funziona. È per questo che io non ho mai fatto il politico, perché certe cose, te lo giuro, lo dico pubblicamente, non commetto un reato. Io certe cose non le posso capire, non rientrano nella mia mentalità. Guarda, perché se De Poli rilascia quella dichiarazione vuol dire che è in grado di condizionare, di farlo. No, non è che magari non è che può condizionare, è perché Luca riesce. De Carlo non gli ha risposto, perché non gli ha detto: senti, Perché fatti tuoi. Perché ci sono le trattative in corso sui candidati. Allora quindi... il mercato delle vacche. Esatto, ma io ti ho detto... Allora tenetevi sta politica.
tenetevi sta politica Allora, io vorrei farti che non mi capire, appartiene. Enzo, anche se sono entrato in quel meccanismo che mi è servito per capire come funzionano le cose, io non appartengo a quel meccanismo, infatti sono stato rigettato da quel meccanismo perché io non la penso, e anche adesso con le regionali, se parliamo dopo delle regionali ti dirò quello che è il mio Ancora per il mio apri i percorso. centralini fra 5 minuti. Giovanni, diamo la possibilità a Corrado Callegari di dirci qualcosa sulle prossime elezioni regionali. Allora, le prossime regionali, il movimento che io rappresento è intenzionato, finalmente dopo tutta una serie di percorsi con cui siamo andati a incontrare, vedere, fare brigare con raggruppamenti politici, abbiamo visto che l'unica possibilità che noi riteniamo ci possa essere per il Veneto di avere una bella rappresentanza è se la Liga Veneta Repubblica, che ha indicato come candidato Toni Darè, conferma di voler correre da sola al di fuori degli schieramenti del centrodestra e del centrosinistra. Allora, siccome si schiererà col centrodestra, no, da soli non fanno tanta strada. No. Allora, la Liga Veneta Repubblica è intenzionata. Ieri avevo un rappresentante di questo. Allora, la Liga Veneta Repubblica, infatti anche Fabris sostiene questo, perché Fabris che è venuto ieri non vuole né centrosinistra né centrodestra. Allora, se noi vogliamo fare un qualcosa, dopo sono gli elettori che devono decidere, però dopo gli elettori non possono dire no, ma non c'era alternativa. No, l'alternativa la devi creare. Noi riteniamo che la Liga Veneta Repubblica, con Toni Darè candidato presidente, candidato presidente, sì, ex leghista, ha fatto il percorso per 20 anni, abbiamo fatto un percorso contiguo, perché lui era segretario della Lega di Treviso, io ero segretario della Lega di Venezia e abbiamo fatto tanta attività insieme. Adesso lui ha deciso di esporsi, perché sappiamo il motivo per cui l'hanno buttato fuori, ha avuto il coraggio di dire al suo segretario nazionale che è un cretino, cioè capisco che il termine sia abbastanza... Non ha detto proprio così, l'ha fatto capire. No, ha detto proprio questa parola qua, infatti è stato espulso, sì, ma è stato espulso per questo... So che ha rilasciato una dichiarazione pesante, ma non ricordo questa parola. Infatti è stato espulso subito quando lui ha detto questa cosa qua. Vabbè, comunque, al di là del termine, oppure se l'ha fatto in maniera velata o cose del genere, ecco, lui ha fatto questa scelta qua. Correndo, adesso ha dichiarato di voler correre da solo al di fuori del centrodestra. Se lui corre da solo al di fuori del centrodestra, prima il Veneto è con lui, ma non solo il prima il Veneto, ci saranno degli altri movimenti autonomisti, indipendentisti che decideranno di appoggiarlo. Io sono convinto che nel momento in cui la Lega prendi le telefonate, regia. Nel momento in cui la Lega ha abbandonato certi temi che erano quelli della Liga Veneta originaria, andando su una Lega nazionale che non ha più niente a che fare di quella di Bossi, io sono convinto che ci sia uno spazio elettorale che si può occupare, e magari facendo tornare anche gente che a un certo punto, sfiduciata, non è più andata a votare, perché ricordiamoci che anche in Veneto il 50% non va a votare. Il partito degli astensionisti, quando penso che fino a pochi anni fa Toni Darè era lui che nominava le persone, incredibile come cambiano i tempi.